da Blog Venetica, l'articolo che vado a leggere è Ieseini, 4 articoli. Lunaro Veneto, da Lunaro Veneto 2021, aprile, digitalizzazione del testo di aprile 2021 del Lunaro Veneto, riproduzione autorizzata dall'Accademia della Buona Creanza. Onara, non si nota l'origine esatta della famiglia di Esein 3. Il cronista Roaldin riporta il nome di Arpon cavalier venistoso dalla Germania per l'imperatore Corrado II, ma il primo esponente della stirpe che conosciamo direttamente attraverso dei documenti è Eseo I, Castellan de Onara, il trisnono di Esein III. Il suo nome è contenuto in una pergamena datata agosto 1074, redatta in villa a Onaria, e difatti la famiglia si chiamava da Onara, e Onara aveva la sua dimora principale, sorché nel 1198, con Esein III che aveva appena 4 anni, il castello di Onara viene distrutto dai padovani, e la famiglia si sposta nel castello di Romà, più sicuro e vicino alle montagne, chiappando il nome da Romà. Il castello di Onara viene abbandonato definitivamente e il sito del fortizio col paludo vicino è diventato un parco naturalistico visitabile dove che si può vedere il cappello del castello, un'unica struttura sopravvissuta in 8 secoli. Esein III, 1194-1259. Generale comandador formidabile, Esein III resta la personalità più importante della terraferma veneta del suo secolo. Esein era figlio di Esein II e faceva parte della famiglia dei Daroman, casata nobile di campagna che di fronte a faceva sentire il suo potere in la città ottenendo incarichi politici nei governi comunali, ma Esein III sopravviva delle sue abilità politiche e strategiche e arriva a controllare mica che comune come che ha fatto suo padre, ma a dominare l'intera Marca Trevisana. Per ottenere questo risultato, però, Esein si vale anche dell'alleanza e dell'amichezza con l'imperatore Federico II, che gli concede perfino a man di sua fiora Selvaia, e a Esein l'aiuto a che ne serviva tanto, avendo da affrontare un numero grande di nemici, il marchese d'Este, il conte di San Bonifacio, il da Camin, suo fratello Alberigo e presto anche il Papa, che non tollerava l'amichezza tra lui e l'imperatore. La Marca. Il territorio che vede Esein III protagonista è la Marca, che è zona per dirla con le parole di Dante del canto nono del Paradiso, che siede tra gli altri a Fontana di Brenta e di Piava, e che tagliamento e Adice richiude, e acciappava lento dunque a tutta l'attuale terraferma veneta, cavalcando solo che il Dogado, e era una suddivisione del Sacro Romano Impero, governata per passare da un marchese, anche se col tempo nei suoi comuni l'imperatore fa sempre più fatica a comandare e solo certe volte sbonda un po' un solo vicaro. Questo fatto quale Esein III risultava utile a sé per Federico II, anche se mai è ufficialmente diventato il caro imperiale, essendo qualcosa di più potente ma anche ufficializzato. Le città più importanti della Marca erano Verona e Padova, dopo anche Treviso e Vicenza. Di fronte a Marca veniva definita Marca di Verona, Marca di Treviso e indagava invece su una parte orientale. E la crociata era fine, e la fortuna di Esein III scommessa a finire con la morte di Federico II, suo amico protettore, capitano nel 1250, per qualche anno sbon di mantenere le città della Marca e tenere testa ai suoi nemici, anche alleandosi con altri suoi amici dell'impero come Alberto Pallavicino
importante nobile lombardo, ma proprio il potere e i domini ampi fa resi in terzo il principale avversario per il Papa da Baltarsò dopo la scomparsa di Federico, e così nel 1265 Papa Alessandro IV e lo scomunica e bandisce nel crociata contro Dio. Alla fine Eseino viene battuto e catturato sul fiume Oio e muore in poco tempo in prigione, tra settembre e ottobre del 1259. Con la sua fine termina il sistema del potere e del controllo che Galea crea e avvegnerà porterà una pesante damnatio memorie contro Dio. Per quello ne resta della sua figura un'immagine di tiranno e di uomo sanguinario, immagine che solo adesso i storici cominciano a rivalutare. Se vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale e vi metto il link dell'articolo nella descrizione. Al prossimo articolo.